la maggior parte dei cittadini non si rendono conto di quanto il patto di stabilità influisca sull'amministrazione, soprattutto dei comuni e dei comuni quelli più piccoli. E tant'è vero, l'obiettivo è appunto quello di portare a conoscenza, e abbiamo invitato qui due sindaci, il Mazzurato di Resaino e Smuschi di Santa Lucia di Piave, che ci parleranno della loro esperienza. E abbiamo Marco Chevedone e Chiara Zoccarato dell'associazione MMT, che ci parleranno appunto del patto di stabilità, non solo di quello, ma anche delle soluzioni per uscire dalla crisi. E allora iniziamo e lascio la parola, ci parlerà della sua esperienza il sindaco Smuschi di Santa Lucia di Piave. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Beh, non è una bella esperienza quella che racconto da amministratore. Io vengo da un periodo di impegno anche politico lungo, amministro da tanti anni, e sono rimasto strada facendo molto deluso dalla politica intesa come partiti e soprattutto dal sistema che ci governa, che è la dittatura burocratica romana, derivazione da quella europea. L'esperienza da amministratore è una cosa da depressione. Tu fai un patto con i cittadini, vai alle elezioni, hai un programma, vieni votato per quello, e poi quando entri nella stanza in cui potresti operare, mettere in campo le tue scelte, ti trovi bloccato. Vai dal ragioniere e dici: ma siamo messi così male che non abbiamo i soldi? No, sindaco, i soldi li ha. L'altro giorno il mio ragioniere, prima di venire qua, mi ha detto: sindaco, noi avremo la disponibilità di qualcosa, con un comune di 9.300 abitanti, 4.300.000 euro per fare opere. Mettiamo che tutti non si possono spendere, 2 milioni, basta che qualcuno mi permetta di fare le gare. Chiaro che siamo persone serie, non facciamo più gare di appalto, perché non posso mettere una ditta al lavoro sapendo che non la pagherò. Questo succede, questa fa i lavori, mi finanzia, viene con gli stati di avanzamento e gli dico: aspetta, devo pagarti il prossimo anno, perché il sistema del patto è tale che è una corda che più tu ti muovi più ti strozza. È un nodo scorsoio che si chiude costantemente e ti impedisce, perché il saldo che ti dà questo calcolo è peggiorativo ogni anno. Tu parti da spendere un anno 1 milione di euro, perché è frutto di un sistema complicato di calcolo di quello che è stato fatto negli anni precedenti, e ogni anno l'obiettivo è 100.000 in meno, quindi devi spendere 900, poi se non hai flussi di cassa o entrate particolari che ti mantengano alto, perdi altri 200-300. Quest'anno noi siamo arrivati ai primi di aprile ad aver speso i nostri 500.000 euro. Quindi gli altri lavori che sono in corso devo sperare di avere le entrate di una società che mi dà dei dividendi, che la regione possa pagare anche lei a sua volta, costretta dal patto di stabilità, i finanziamenti dei contributi che ho avuto sui progetti. Risultato: baruffa clamorosa, con le ditte che falliscono alla faccia della ripresa dell'economia, perché devono andare in banca, non riescono a pagare né le commesse che hanno avuto, né i materiali, né i dipendenti, devono comunque pagare gli oneri previdenziali, perché sennò sono segnalati e poi non possono lavorare con la pubblica amministrazione. Voi capite che questo, non so cosa sia, chiamatelo come volete, non mi pare il sistema che può permettere a nessun paese di venire fuori da una situazione di difficoltà. Non permette a un sindaco e a una comunità di soddisfare le sue esigenze, perché qui si tratta di fare, e qui vengo sul concreto, io devo realizzare entro il 15 di settembre del 2016 l'ampliamento della scuola media, o come si chiama adesso, ma tanto per capirci, scuola media, 800.000 euro di intervento, tutti i soldi nostri, tutto avanzo di amministrazione, quindi non si fa debito, non si fa mutuo, non ci vengono a raccontare balle che i comuni fanno debiti, un accidente. Non siamo in grado di amministrare correttamente noi e i cittadini, perché sono i cittadini che si vengono coinvolti, con un'esigenza reale della scuola. Sapete che la scuola è d'obbligo, lo Stato obbliga il ciclo, però costruire le strutture è a carico dei comuni.
adesso anche dare risorse per far funzionare la scuola, perché altrimenti i genitori dovrebbero andare ogni giorno con 10-15 euro per pagare la carta igienica a sussidi vari. Questa è la situazione in mutande in cui siamo ridotti complessivamente da questo sistema assurdo. Quindi io non posso, ho il progetto in fase di esecutività e non faccio l'appalto. Voi capite che per finire i lavori per il prossimo anno, tra fare i tempi della burocrazia delle gare che costano e sono diventate una roba incredibile, realizzare i lavori come si deve, siamo in zona sismica e pensare alla sicurezza, noi non possiamo farlo. Non credo che sia la voglia del sindaco di farsi una piazza più bella. Scuole parliamo, abbiamo le strade. Dopo l'inverno abbiamo sempre un certo numero di strade che sono piene di buche, le cause contro il comune appena uno ci va dentro aumentano, non possiamo spendere 200-300 mila euro all'anno per fare la normale manutenzione, non possiamo. A me dispiace, lo vedo anche in paese, anche se ovviamente in un paese come Santa Lucia è più facile avere il confronto, ultimamente ne stiamo avendo uno molto continuo con i cittadini, che la gente non si renda conto di questo sistema. Io farò l'8 maggio, scusate se faccio un inciso, un'assemblea con i cittadini e i vecchi tempi, penso che saremo tantissimi, e li inviterò loro a darmi le risposte per venire fuori da questo sistema, perché qui in provincia di Treviso, rispetto all'ultima legge di stabilità, 95 comuni tramite l'associazione comuni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale per palese violazione costituzionale, perché la Costituzione dice che bisogna dal centro dare le risorse per funzionare, e noi siamo arrivati al contrario, in cui sono le regioni e i comuni che finanziano lo Stato. Più anticostituzionale di questo non so cosa ci sia. Chiaro che la Corte Costituzionale dirà no, se la necessità dello Stato, è un momento difficile. Il Presidente della Corte Costituzionale in Italia prende 600.000 euro all'anno, pazzesco, triplo mi pare quello degli Stati Uniti, quindi questa è una cosa sempre che mi stupisce, perché ovviamente gli Stati Uniti sono quel paese quello che tutti conosciamo. E questo potrei elencarvi una serie di opere, piste ciclabili su quei progetti, ma sono fermi. Nuovo ampliamento dell'asilo, quindi tutte cose necessarie a una città. Non stiamo parlando di stadi, non si sa cosa, inutili. Non parliamo poi che quest'anno noi con gli ultimi ci vediamo rapinare 200.000 euro, io li chiamo per nome e cognome, rapina da parte dello Stato di 200.000 euro della nostra quota IMU. E a questo punto cosa devo fare con i cittadini? Aumentare le tasse per mantenere i servizi? Questa è la situazione del patto di stabilità, né più né meno. Ma ve lo possono raccontare i miei colleghi, qui c'è Loris poi, ma andate in giro in tutta la provincia di Treviso, nel Veneto, e non solo, perché io ho conosciuto il sindaco. Loris è stato a Berceto, a Parma, dove con colleghi dell'Emilia sono nella stessa situazione, e anche loro stanno cominciando a dare iniziative di resistenza, perché questo bisogna fare, bisogna dare un segnale che da questo cul-di-sac non vogliamo morire, non possiamo rimanere morti soffocati in questa situazione. Bisognerebbe svegliarsi il maggior numero di persone per dare uno strattone, non sentirsi raccontare tutti i giorni dei mezzi di informazione balle a getto continuo. Scusate il trasporto, ma questa è la verità. Grazie Sindaco Smuschi. Adesso passiamo la parola al Mazzorato, Sindaco di Resana. Bene, buongiorno a tutti. Dopo quanto detto dal mio collega Sumsky, io non è che abbia molto da aggiungere, però voglio fare presente qual è la situazione di un comune come Resana, 9.600 abitanti. Allora, se teniamo presente che il rapporto medio dipendenti del comune cittadini, la media nazionale è 1 ogni 150. Ma io sono vegetariano, non mangio carne, è il famoso pollo, tu lo mangi, io non lo mangio, però la media è 1. Sì, ma io sono senza e tu ne mangi 2, ma la media è 1. Il mio rapporto è 1 ogni 340. Allora, se io faccio media, ci sono i dati, ci sono comuni che hanno un dipendente ogni 50 abitanti. Poi parliamo di costi standard, cioè quanto deve costare una bottiglia d'acqua per tutti, e non li applicano. Ci hanno massacrato a forza di documenti per sapere tutta la situazione dei comuni,
non racconto barzellette, vogliono addirittura sapere quanti tombini delle fognature. Allora manda in giro i tecnici, conta, perché poi se sbagli di uno sono sanzioni. E abbiamo questi paradossi. 20% sotto i costi standard, sappiamo chi è fuori, ma nessuno fa niente. Perché in Italia tutti parlano, ma quando vai a toccare l'interesse di una sola persona, per quanto poco, si muove il mondo. Ecco perché io sono uno di quei sindaci che dice sì, manifestiamo pure, ricordiamo quanto è successo 70 anni fa, ma stiamo attenti che la libertà ce la stanno togliendo giorno per giorno. Allora va bene la memoria, ma la memoria serve nella misura in cui ci aiuta a crescere e far sì che certi errori non si ripetano. Io sono uno di quei comuni, da quando sono diventato sindaco nel 2009, ho lasciato il mio lavoro, l'ho fatto a tempo pieno e ho estinto tutti i mutui. Io sono uno dei pochi comuni in Italia che non ha debito, sono un comune a debito zero. Però in Italia questo è grave, proprio perché non ho debiti, non ho più trasferimenti. Tant'è che i miei cittadini pagano 30 milioni di IRPEF all'anno e lo Stato, bravissimo, mi dà indietro il trasferimento, perché lo Stato ti dà qualche cosa, mi dà meno 600.000 euro, cioè io devo aumentare la pressione fiscale locale, l'IMU, la TASI e tutto quello che va dietro e dare indietro allo Stato 600.000 euro. E poi dicono, ma sindaco, tu non devi protestare, tu devi rispettare la Costituzione. No, la Costituzione è morta, è calpestata, perché quando parliamo dell'articolo 1 che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e io in 3 anni vedo 75.000 nuovi laureati che vanno all'estero non per volontà, per crescere, perché qui non ci sono le prospettive, oppure i nuovi contratti di lavoro a 400 euro al mese. E allora vi dico, 30 milioni i miei cittadini pagano e ho un trasferimento negativo di 600.000 euro. Allora io devo andare a tassare i miei cittadini per dire questi soldi, dopo che ne avete pagati 30 milioni, non li vedete più e i servizi devono aumentare ancora. Allora mi trovo che in cassa ho la bella somma di 4.700.000 euro, soldi miei che ho messo da parte per realizzare le opere, tra cui mettere in sicurezza le scuole. Se succede qualcosa sono io penalmente responsabile, però qualcuno da Roma è venuto qui, no? Si è fatto tanto bello, ha comperato tutti, con le parole, scuole belle, scuole sicure, ogni comune in Italia può mettere a norma le scuole, balle. Io le scuole le ho lì, ho i progetti pronti, i soldi, ma non li puoi spendere perché c'è il patto di stabilità. Allora capite, stiamo vivendo un momento democratico di balle. Lo Stato sta mentendo spudoratamente e obbliga i sindaci a fare i gabellieri. E come mi sono definito, il boia dello Stato. Perché sono costretto a raccontare balle ai miei cittadini, sono costretto a mettere in condizione le aziende di chiudere e i giovani di andare via. Allora abbiamo le famiglie che si tagliano le vene per lungo per fare studiare i nostri ragazzi, rinunciano alle ferie e a tutto quello che devono rinunciare. Poi siccome abbiamo i nostri gioielli, il meglio del Made in Italy, la nostra speranza, la nostra voglia di crescere, gliela diamo all'estero gratis. E noi sindaci dobbiamo far fronte a una popolazione, parlo del mio comune, che continua a invecchiare. Le aziende non trovano più personale qualificato. E io voglio finire con questo. L'anno scorso, 2014, grazie al patto di stabilità, io ho dovuto avanzare liquidi 257.000 euro. Opere di liquidi, cioè sono in cassa e me li hanno portati via. Opere di investimento 180.000 euro su un comune di 25 km quadrati. Voi capite che noi sindaci, infatti nella mia campagna elettorale ho detto io non prometto niente, anzi chi vuole qualcosa viene a lavorare gratis per il comune, perché questo è il paradosso, questa è l'assurdità. Siamo comuni sani, virtuosi, ricchi, pieni di risorse, di idee, ma non possiamo fare niente. Perché? Perché i nostri soldi, la nostra intelligenza va a tappare le ladrerie di qualcuno. Perché dico ladrerie? Lo dico con cognizione di causa, perché i costi standard ci sono, sappiamo tutti, per filo e per segno. Man mano che il mio personale va in comune, va in pensione, non lo posso neanche più sostituire. Io ho un operaio, uno, su un territorio di 25 km quadrati. Dovrebbero essere in 2 quando vanno in giro con l'APE, ne ho uno. E se succede qualcosa rispondo io. Però se non tappa la buca rispondo io.
Allora siamo messi in una condizione, credo che quello che è successo 70 anni fa è niente rispetto a quello che sta succedendo adesso, solamente che oggi è mascherato con una bella cornice, con una bella polvere, grazie a tutti questi riflettori moderni che ti fanno vedere l'oro quando abbiamo tolto la maschera, dietro c'è un cadavere. Allora se vogliamo crescere, io non dico che uno deve votare destra, centro, sinistra, non sto facendo questo discorso, dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta succedendo, delle bugie che ci stanno raccontando, perché siamo dentro un sistema dove più si cresce, più si è schiavi dei poteri forti. E poi lo diranno loro, perché questo è l'argomento della giornata. Quando capiremo che cos'è il denaro, chi emette il denaro, che il denaro no, è carta stampata da qualcuno, da qualche privato, che con gli anni ci stanno indebitando a forza di pagare interessi. E noi comuni siamo uno strumento del grande sistema che aiuta a schiavizzare i cittadini. Io di questo chiedo scusa ai miei cittadini, perché anch'io ho grandi idee, però mi è già capitato, quando mi sono messo contro la Tares per i risultati che ho portato ai miei cittadini, mi hanno commissariato, perché o tu sei il boia dei tuoi cittadini o vai a casa, non ci sono tante alternative. Allora il mio invito è questo: prendiamo coscienza e cominciamo a denunciare questi sistemi, cominciamo a dire no a questo modo di fare politica, perché questo è un modo che porterà al collasso la nostra economia, le nostre speranze, i nostri giovani. E se non ce la facciamo non è perché non è arrivato il Cristo a salvare, a liberarci dai soldati romani, è perché ognuno di noi non ha fatto la sua parte. Il mio invito è questo: che ognuno di noi faccia la sua parte, perché le prospettive di crescita del nostro paese sono enormi, ma probabilmente diamo fastidio a qualcuno. Grazie. Grazie al Sindaco Mazzonato. Adesso passerò la parola a Chiara dell'associazione MT che ci parlerà appunto del patto di stabilità a livello giuridico e anche dei rapporti che ci sono a livello europeo. Allora, intanto grazie a voi sindaci per avete detto le cose come stanno, io vi ringrazio, perché è giusto che vi abbiate la parola, perché le persone non sanno quello che accade. Loro pensano che ci siano stati degli sprechi o che la gestione sia stata fatta male, e invece non si rendono conto che i soldi ci sono, ma non potete spenderli per un motivo ben preciso, che tutti i soldi vengono accantonati perché devono andare a risanare il bilancio dello Stato, ok? Quindi tutti gli enti locali concorrono al risanamento del bilancio dello Stato, che tra l'altro ha un deficit che è continuamente in aumento, per il motivo che vedremo meglio dopo insieme a Marco, e aumenta e aumenta e aumenta, e quindi bisogna sempre tagliare sempre di più, e non ci sono i fondi per niente, assolutamente per niente. Allora vado avanti un attimo veloce perché loro vi hanno un po' spiegato. Cioè si va comunque con i blocchi del patto di stabilità, si va da delle cose molto banali, anche divertenti. Questa è la provocazione del sindaco Michele Orlando, ha detto vietato morire a Roncadelle perché non aveva più i soldi per sistemare il cimitero, ha fatto proprio un'ordinanza comunale, fantastico. A questo, quando si arriva a questo, la scuola che crolla. Perché? Perché magari il comune ha i soldi ma non può sistemare la scuola. Io ho figlie che vanno a scuola, forse anche voi, io ci penserei bene. Sì, certo. E poi si arriva a questo. Cioè nemmeno le emergenze riusciamo più ad andare a sistemare. Leggete bene lì. Allora, si potrebbe andare in deroga al patto di stabilità, però ci deve essere dichiarata l'emergenza. Allora, chi è che la dichiara l'emergenza? Chi è che la dichiara, ragazzi? La dichiara la Commissione Europea, non la dichiariamo noi. E secondo voi la Commissione Europea gli interessa qualcosa di refrontolo? Ecco, questo è un rapporto dell'ANCE. Sono stati bloccati completamente i pagamenti per i lavori pubblici nei 3/4 degli enti.
e questo significa che ci sono intere aziende che non ricevono il pagamento di quanto hanno fatto, quindi gente che non prende più lo stipendio, e poi arriva la demagogia, no? Abbiamo Padoan che annuncia che ancora non va bene e sono necessari nuovi tagli per evitare l'aumento dell'IVA previsto nel 2016. Perfetto, a parte che è una demagogia pura perché era ancora nel DEF dell'anno scorso l'aumento dell'IVA previsto nel 2016, quindi dubito che lui riesca a fare qualcosa. Però vuole aumentargli lo stesso questi tagli. E dove andrà a fare i tagli? Cos'è quella? Si vede? Ecco, grazie, perfetto. Vuole ovviamente un'applicazione massiccia dei costi standard per regioni, comuni e spesa sanitaria. Andiamo a prenderli lì. Razionalizzazione del trasporto pubblico locale, vuol dire che spariscono i treni regionali, che improvvisamente tante corse degli autobus non ci sono più, l'obbligo di gare per l'affidamento dei servizi, il taglio dei trasferimenti alle regioni, quelle che non ottemperano l'applicazione dei costi standard, ma comunque i tagli li fanno. E lì siamo messi male. Andiamo a vedere da dove arriva il patto di stabilità. Eccolo qua. Le regioni e gli enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. Fate molta attenzione alle parole, assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. L'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha assunto valenza costituzionale con la nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012, volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale, il quale, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è assicurata solo nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede al contempo che tali enti siano tenuti a concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi gli enti locali devono assicurare questo equilibrio e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Allora, cos'è il patto di stabilità? È una cosa che ci siamo inventata noi? No, questa è direttamente normativa europea che è entrata in modo massiccio nel nostro ordinamento nazionale. Così, non solo nel nostro ordinamento nazionale, ma addirittura ha cambiato la Costituzione. La situazione è piuttosto grave, mi dispiace che si veda male. Vabbè, queste erano tutte le fonti normative perché qua citiamo solo cose vere, tutto vero purtroppo. Six pack, two pack, fiscal compact, quelle robe lì. Bene, questa è bella perché proprio il mese scorso è stato pubblicato il parere di un consigliere della Corte Costituzionale, quindi non è proprio l'ultimo che passa per strada. 2010-2015, 5 anni di giurisprudenza costituzionale sulla decretazione anticrisi. Quello che lui scrive è qualcosa che fa accapponare la pelle. Allora, tra il giugno del 2010 e il gennaio del 2011 l'Europa ha adottato dei meccanismi di garanzia delle economie più deboli, vincolanti all'impegno di ciascuno Stato membro di recepire al massimo livello nuove e più stringenti norme, tutte orientate alla cosiddetta Golden Rule, ossia il pareggio di bilancio, Six Pack, Two Pack, Euro Plus e soprattutto Fiscal Compact, e diventano termini capaci di condizionare le politiche economiche dei governi europei. Da settembre del 2008 il sistema economico globale è attraversato da una profonda perturbazione. In Europa le azioni intraprese a livello comunitario hanno cercato di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Stati membri, con significative ripercussioni all'interno di questi, in quanto per recepire il nuovo quadro comunitario è stato spesso necessario intervenire sulle fonti
sull'equilibrio tra i poteri e in definitiva sulla vita dei cittadini europei. Allora, per chi mastica un pochettino di linguaggio giuridico, sono 3 macigni, che è qualcosa di incredibile. Siamo andati a intervenire sulle fonti normative, tra cui anche la Costituzione, l'equilibrio dei poteri, dico ragazzi è in gioco la democrazia, perché si vede quanto veniamo sbilanciati sull'esecutivo, ok? E sulla vita dei cittadini, e questo è un consigliere della Corte Costituzionale, non sono io che lo dico. Sotto i colpi della recessione si è così avviata una stagione di riforme strutturali, anche di natura costituzionale, che hanno rafforzato l'iniziativa del governo in materia economica. E allora abbiamo assistito a tutti i decreti, perché qua adesso il governo non va più avanti a discutere le leggi, fa i decreti, no? Perché bisogna fare presto, bisogna essere efficienti. E allora la stagione dell'emergenza ha fatto partire Salva Italia, Cresci Italia, Sblocca Italia, abbiamo visto quanto hanno funzionato, fantastici. E la stagione dell'emergenza ha trovato nuova linfa nella crisi di fiducia dei mercati, che non potrebbe essere altrimenti, e dopo comunque vediamo perché, alimentando la tendenza al rafforzamento dei poteri dell'esecutivo a discapito del Parlamento e della collaborazione con gli enti locali. Fantastico! Hanno fatto proprio un bel capolavoro. Andiamo a vedere come hanno cambiato la Costituzione, perché ragazzi bisogna vedere le cose. Cos'era il nostro articolo 119 prima del cambio? Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Infatti stiamo parlando di normalità, di scuole, di strade coi buchi, il legislatore al tempo l'aveva previsto. Cosa è diventato adesso? Hanno modificato, sono aggiunte nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. E poi, la seconda, le seguenti parole, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. Hanno stravolto completamente il senso dell'articolo 119. Anche perché la nostra era una Costituzione economica di tipo sociale, per cui gli enti autonomi erano considerati elementi costitutivi della Repubblica, ok? Facevano parte del processo democratico e della programmazione economica dello Stato, una assoluta collaborazione. Nella Repubblica Democratica fondata sul lavoro e sulla sovranità popolare, le scelte concernenti l'organizzazione politica, economica e sociale del Paese non possono essere compiute solo dagli esecutivi, ma devono invece essere adottate con la partecipazione effettiva di tutte le componenti dello Stato comunitario. Fantastico. Andiamo a vedere un altro costituzionalista, io vi sto solo portando gente di un certo livello che parla di queste cose qui. Anche questo molto recente, dell'anno scorso, sulla rivista dei costituzionalisti italiani. Poteri delle regioni tra governance economica e destabilizzazione sociale. Bene, andiamo a vedere che cosa hanno fatto. Siamo passati dalla Costituzione economica sociale. Il titolo quinto, dopo le modifiche costituzionali e il processo di integrazione europea, Costituzione economica di mercato. Tutta un'altra cosa. Il processo di restaurazione delle forme organizzative del liberismo ha raggiunto l'apice con l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale, che condiziona non solo la potestà di bilancio dello Stato, ma anche quella delle regioni, perché le subordina al vincolo dell'equilibrio di bilancio, consentendo il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e da individuare tramite piani specifici di ammortamento. Inoltre viene reinterpretato l'articolo 41, che è quello della nostra Costituzione, che fa capire perfettamente come il liberismo con la Repubblica Italiana c'entra come i cavoli a merenda, zero. Ha introdotto un nuovo interesse pubblico generale e l'ha identificato con il principio di concorrenza, ma figuriamoci, ma quando mai?
Le comunità e i movimenti che rivendicano il diritto di tornare a decidere le questioni fondamentali relative alla qualità della vita, dell'ambiente e del lavoro dovrebbero rivendicare pertanto il ripristino di un metodo di governo democratico dell'economia, fondato sulla partecipazione dei cittadini e lavoratori alle decisioni concernenti gli indirizzi politici, economici e sociali di livello nazionale, sovranazionale e internazionale. Insomma, è avvenuta la restaurazione di un'economia liberista che era stata completamente tolta fin dai nostri padri costituenti nella nostra Costituzione. Io mi sono letta i dibattiti che erano stati fatti in Costituente e era proprio scritto in modo espresso: il liberismo non ci piace. E noi come abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto come con i Savoia, abbiamo scritto che erano banditi dallo Stato per ovvie colpe e poi improvvisamente abbiamo detto che va bene, potevano anche rientrare. Abbiamo fatto la stessa cosa qua col liberismo. Perfetto. E questo è quello che sta toccando subire ai comuni. Totale manovre, andate a vedere le cifre, sono impressionanti. Questi sono tutti servizi pubblici, opere in meno che vengono fatte dai nostri comuni. Allora, lo vedete che il problema non sono gli amministratori, perché loro non ce la possono fare. Quando tu togli i soldi, le risorse a un amministratore, poveraccio, se poi non ti fai i lavori, non è colpa loro. Hanno trasformato i sindaci e i presidenti di provincia in sarti praticamente. Taglia qui, taglia là, cuci qui, cuci là. Questo sono diventati. Siete diventati dei sarti, bravi. Ed ecco qua poi arriva la solita propaganda, no? Adesso Renzi va a dire, no, che lui ha vinto la sua linea e che adesso il patto di stabilità diventerà più flessibile, no? Dai, adesso ci saranno gli investimenti al di fuori del calcolo e addirittura l'Europa è diventata buona, rilancia i cantieri e ci saranno appunto gli investimenti fuori dal patto UE. Ok, ma è davvero così? Io direi proprio di no. Allora, intanto alla famosa questione se l'investimento è fuori dal calcolo del deficit ha già risposto Katainen ed è scritto lì. La Commissione sta introducendo una regola d'oro? No, non esiste nessuna regola d'oro che escluda gli investimenti dai calcoli del disavanzo e del debito. Il patto non la prevede. Quella è la fonte della Commissione europea, non le balle che scrivono sui giornali. Quindi quello non si tocca. E poi andiamo a vedere che cos'è questo piano Juncker e che cosa sono questi investimenti che arrivano. Allora, intanto emana questi orientamenti la Commissione per incoraggiare le riforme strutturali. Benissimo. Allora, intanto già il punto 1 ribadisce che sono tutti investimenti condizionati. Quindi prima fai le riforme strutturali, cioè mi tagli la sanità, mi tagli le pensioni, al Parlamento cosa te ne fai di 2 camere? Te ne basta una? Iniziamo a togliere, no? 2. Promuovere gli investimenti però all'interno del contesto del nuovo fondo europeo per gli investimenti strategici che è il FACE. Benissimo, poi vediamo che cos'è sta meraviglia. Punto 3. Tenere maggiormente conto del ciclo economico nei singoli Stati membri. Questa frase è meravigliosa. Allora, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico non vuol dire niente. C'è talmente discrezionale che potevano anche non metterla, ma così dai, fa tanto carino, fa sembrare che siano anche buoni. Allora, sono condizionati, ma sono pur sempre investimenti, ma sono davvero investimenti pubblici. Cosa andiamo a fare veramente? Follow the money. Allora, Juncker ce l'ha su questa cosa del Capital Markets Union, c'è proprio il suo pallino. Questo è un po' il regalo che ha fatto alla City di Londra per poter essere eletto come capo della presidenza della Commissione europea. Siccome non si può spendere in tanti modi e la BCE non molla il grano, bisogna in qualche modo inventarsi un sistema e questo è quello che si sono inventati. L'Unione dei mercati di capitale. Molto bene. Che cos'è? Bella e buona come la mela di Biancaneve, ve lo assicuro.
Allora, le banche si contraggono e non riescono più a finanziare la crescita e non sono neanche più capaci di assorbire gli shock. La soluzione è alimentare la finanza non bancaria, incluse azioni, obbligazioni, servizio bancario ombra, shadow banking. Fa venire i brividi sulla pensarci. L'ulteriore integrazione europea dei mercati di capitale dell'Unione Europea porterà ad una maggiore massa critica e a costi di finanziamento più bassi, come la possibilità di ammorbidire gli effetti degli shock economici distribuendone la sofferenza su un'area più ampia, cioè quanti più cittadini possibili. E il FACE si inserisce proprio all'interno di questo tipo di investimenti. C'è chi l'ha analizzato. Qualcuno al Parlamento e alla Camera ancora lavora. Commissione quinto bilancio. Questa è recentissima, è del 25 febbraio, audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul piano di investimenti per l'Europa. Hanno detto, beh aspetta, prima che li prendiamo in mano, vediamo che roba è. Questo è lo studio. Piccola introduzione e sintesi. La crisi economica ha provocato una caduta senza precedenti degli investimenti che si può valutare con una perdita di 200 miliardi di euro. La caduta ha riguardato sia l'investimento privato che quello pubblico per ovvi motivi, ok? Il rapporto finale di una Special Task Force on Investment in the EU, che questa era stata commissionata per capire a cosa erano dovuti questi cali di investimenti, ha fatto questa inchiesta e il risultato è che il singolo fattore più importante è la carenza di domanda, ok? Quello che viene chiamato domanda aggregata. Bene, è in questo contesto che viene lanciato il piano di investimenti per l'Europa, piano Juncker, che prevede tra l'altro l'istituzione del Fondo Europeo di Investimenti Strategici. Il FACE si concentra sull'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, che è quello che vi ho fatto vedere prima. Ma la cosa più bella è questa che hanno visto. Si può dire comunque che tra gli obiettivi del piano non sembra esservi quello di fornire una soluzione al problema della insufficiente domanda aggregata. Scusa, ma se abbiamo visto che la prima causa è la mancanza di domanda, tu mi fai su tutto questo ambaradan e non mi vai a risolvere quel problema lì? Scusate, ma ci state prendendo in giro, mamma ragazzi, ma come mai tutta questa finanza? Che cosa vogliono prendersi? Perché voi lo sapete, i soldi non sono niente, non valgono niente, quello che vale è il lavoro, è la produzione, è quello che si fa. Guardate un po' che ciccia che c'era qua in Europa, ragazzi. Questo è quello che vogliono prendersi. Io sono rimasta sconvolta quando ho visto questi dati qui. Il GDP europeo, il PIL europeo è qualcosa di mostruoso. Questo si stanno prendendo. Vi dico che in 2 anni sono riusciti a portarsi via 2 punti percentuali quella roba lì, perché siamo già calati, ma siamo comunque ancora sopra gli Stati Uniti. Torniamo a questo perché poi a me diverte in modo particolare vedere le contorsioni che fanno i nostri politici sui giornali, sono bellissimi. Allora, Padoan cerca 10 miliardi per evitare questo famoso aumento dell'IVA. Guardate la data, 23 marzo. E adesso guardate questo, una settimana dopo, dal MEF, il Ministero dell'Economia e della Finanza, viene fuori questo comunicato stampa. Questa ragazza è la bancarella di Padoan, cerca roba da piazzare sul mercato per fare cassa, peccato che è la roba nostra. Proposta immobili 2015 ha l'obiettivo di individuare e selezionare proprietà pubbliche da utilizzare per operazioni di dismissioni immobiliari da realizzarsi, ragazzi, entro l'anno, abbiamo poco tempo, ci servono i soldi in cassa. Cosa dice il Ministero? Che però aiuterà tutti gli enti ad avere un accesso alle procedure di alienazione semplificate, il supporto alla promozione dei propri immobili, cioè andranno in giro all'estero a dire dai venite a comprarvi il palazzo a Treviso o a Resana e tutte queste belle cose qua. Io mi ricordo ancora un'intervista che ho visto di Monti ad Al Jazeera
io veramente non ci potevo credere, perché lui sulla Rai ovviamente diceva delle cose, ad Al Jazeera poteva dire tutto quello che voleva, e mi ricordo che aveva proprio invitato gli investitori esteri a farsi avanti. Dai, venite, che ci sono i saldi in Italia, venite, perché dopo le offerte migliori non le trovate più. Se non mi sbaglio, all'Italia se la sono presa. Perché vi ho fatto una panoramica tanto grande? Perché intanto volevo farvi capire che il patto di stabilità incide a livello locale ma arriva da in alto, e soprattutto volevo farvi capire dove sta andando. Cioè loro drenano risorse pubbliche, le portano nei privati. Questa è l'Unione Europea. Il patto di stabilità è lo strumento giuridico dell'austerità economica. È scritto nei trattati, non si scampa. Quindi è possibile che l'austerità possa finire? Quando qualcuno vi dice l'austerità finirà, ci potete credere? No, perché la UE è strutturata per operare sistematicamente attraverso l'austerità. Non c'è verso, ragazzi, è così, è scritto nei trattati. L'austerità è il blocco delle funzioni statali e il drenaggio di risorse pubbliche verso il settore privato. È la morte per asfissia del settore pubblico, dello Stato. Lo vogliono eliminare? No, non del tutto. Vogliono mantenere l'apparato fiscale in modo che i cittadini, che i gabellieri di turno tirino su i soldi da buttare sul mercato globale e sul mercato finanziario, perché possono continuare a giocare. Questo è il problema. Purtroppo spesso ci sono molte persone che pensano che è giusto superare lo Stato, che lo Stato è una condizione obsoleta, basta, lo Stato è inefficiente, che palle. Il settore privato è migliore, più efficiente, meritocratico, meno costoso. No, è tutto un mito, lasciate perdere, non è assolutamente così. Non lo è, e dopo lo vedrete dal punto di vista economico. Meno costoso. Lo Stato non ha vincoli finanziari di nessuno. Siamo stati sicuri. Hai voglia te privato, non riuscirai mai a competere con lo Stato, mai, mettitela via. Meritocratico, il mercato non è mai stato libero, mai. In realtà può essere solo lo Stato che può permettersi di giocare in modo da riportare ogni tanto le condizioni un po' più in equilibrio, perché se no nel mercato dice più furbo e più veloce, e non è il migliore. Poi, possibilità, il privato deve avere profitto, altrimenti non campa, invece lo Stato può investire in perdita. Quindi tutti quei servizi sociali che nessuno si vuole raccattare su, è giusto che li faccia lo Stato, era nato per quello, per la ricerca. Un privato non può permettersi di stare 10 anni a fare una ricerca sulle energie rinnovabili, sulla fusione fredda, perché non ce la fa a mantenersi. È ovvio che deve fare gli interessi di qualcuno che poi finalmente ti dà il soldino. Dovete capirla sta cosa, io non so più come spiegarla. Lo Stato fa anche i vostri interessi, il pirata fa solo i suoi. E qua ho chiuso per adesso. Grazie Chiara Zottarato. Una sola cosa volevo dire: nella Costituzione ci sono alcuni articoli che parlano degli enti locali, no? Mi pare dal 112 andando avanti. Invito tutti ad andare a leggere, perché poi alla fine hanno inserito il famoso 119. Quindi per rendervi conto, partite dall'articolo 112 della Costituzione arrivati al 119. Così vi rendete un attimo conto di quelle che doveva essere il decentramento dei poteri da parte dello Stato agli enti locali, cosa che poi è stata bloccata e non si è fatta. Adesso passerò la parola a Marco.